Ciao ed eccoci qui per la mia recensione di ultimi prodotti Nabla che ho preso della collezione Miami Lights. Ho preso la palettina di glitter e il Cupid Arrows, quello nero, che sarebbe il numero 4. Allora, questi prodotti vi arrivano. Il Cupid Arrows è dentro questa scatolina fatta così, mentre la palettina c'è questa con la scatolina in cartone, c'è questo sacchettino fatto con le palline scoppiettanti e finalmente arriva la palette. Questa sarebbe la palette. Come vedete ha un pack diversissimo dai classici a cui almeno io sono abituata, perché se vedete sotto si vede la mia mano, è tutta trasparente ed è fatta così quadrata con queste cialline messe così. Qui dentro c'è il nome di ogni il nome di ogni cialdina. C'è cruelty free, la data di scadenza, le solite indicazioni, l'indicazione degli ingredienti, dove è stata prodotta, le solite indicazioni di tutte le palette. La palettina si apre così, da questo effetto trasparente. Questa è la massima apertura. Io non ho trovato nessuna pellicola di divisione che di solito si trova, e queste sono le cialdine, molto brillantose. Ve le faccio vedere da super vicino, a parte che mi sembra che il bianco un po' sfuochi, però le altre tonalità ve le faccio vedere benissimo. Se entrambi hanno dei glitter più grossi e dei glitter più cicciotti, sono tutti comunque tutti e quattro glitter pressati, per cui bisogna stare un po' di attenzione quando si prendono. Se si prendono con le dita si appiccicano subito, però se li prendete con un pennello dovete fare attenzione, perché rischiate di farvi cadere i glitter dappertutto. Io adesso in questo video li ho utilizzati tutti e quattro, visto che non sapevo se fare, perché in questo caso che mi vedete questo make up l'ho fatto con questa palette, e rispetto alle prossime clip che vedrete l'unica differenza è che ho utilizzato sia il bianco che il rosso, il bianco all'inizio e il rosso al centro. Come sfumature qui di ombreggiatura io ho utilizzato una palette di contouring che vedrete più avanti nel video quale ho utilizzato. Si può utilizzare qualsiasi marroncino o qualsiasi ombretto che vi ispiri da abbinare a questa palettina. Come base di questi glitter, allora non sapevo se tenere o il classico primer per occhi o un primer per glitter, che in questo momento io non ce l'ho perché non l'ho mai preso. Io invece ho utilizzato come base questo qui, il Cupid Arrows numero 1, che è quello che faceva parte della collezione Platinum che io avevo preso sia il kit praticamente, in cui c'è sia la palette che il Cupid Arrows che questo rossettino Platinum, che è anche quello che mi vedete addosso. Io ho voluto provare a fare come base questo e vi devo dire che tiene botta. Nel proseguimento del video vedete anche le mie considerazioni della resistenza e vedete che stanno fermi come glitter. Per quanto riguarda il Cupid Arrows, questo qui nero è uguale a questo, cambia solo la colorazione, c'ha il temperino qui alla fine. La punta, beh, adesso l'ho utilizzato, comunque è fatto così, girando qui sotto esce il prodotto, se la punta va via si ritempera. Una cosa però che ho notato, che adesso in questo video non mi sono messa e l'ho lasciato per i prossimi clip, è che nelle prossime clip ho utilizzato anche il Cupid Arrows e vi devo dire che scrive anche sopra i glitter, che avevo paura che non scrivesse sopra i glitter, pensando ad un eyeliner normale, quelli classici a penna, avevo paura che non scrivesse, mentre
questo qui scrive anche sopra i glitter, che in questo momento ho preferito evitare di metterlo e proporvi anche qualcosa di diverso rispetto alle clip, alle prossime clip che ho registrato in cui l'ho utilizzato. Comunque, ok, io adesso vi ho fatto una micro presentazione di questi prodotti, sono soddisfatta dell'acquisto, mi piacciono, mi piace l'effetto che ho ottenuto, ma lo vedrete anche durante il video, durante il resto delle clip. Io adesso vi lascio al resto delle clip e alle considerazioni finali. Prima di passare ai brillantini, ai glitter, mi faccio un po' di ombreggiatura sulla palpebra. Allora, prendo un pennello da sfumatura. Oggi mi sono fatto il contouring con questa palette di KVD Vegan Beauty e queste sono le colorazioni, per cui prendo questo colore e mi faccio la piega. Dopo aver fatto un po' la piega, qui nell'arcata sopraccigliare metto questo illuminante, che qui in questa palette sono opachi ma luminosi. Riprendo un attimino il colore qui della piega. Nella parte esterna prendo il colore della terra più scuro e faccio un po' di profondità. Io ho preso sia quello nuovo dei Cupid's Arrows, cioè quello nero, sia ho tirato fuori quello uscito nella collezione Platinum. Essendo che in questo video volevo utilizzare i due glitter più chiari, provo a utilizzare come base quello più chiaro, però niente vieta di fare anche da base con quello più scuro. Allora, prendo questo che mi sbaglio sempre il nome, Cupid's Arrows, e lo spiaccico come base qui nell'occhio. Nulla vieta di mettere questi glitter anche senza base, perché in teoria dovrebbero avere già della colla propria che si appiccicano sugli occhi. E questo sarebbe un occhio fatto, faccio anche l'altro. Passiamo ai glitter. Allora, in un occhio volevo provare a mettere quelli bianchi, nell'altro occhio quelli rossi. L'inizio, perché volevo metterli con le dita qui nella parte più cicciotta della palpebra mobile, però qui nell'angolino ho bisogno dell'aiuto di uno strumento, per cui qui ho tirato fuori sia un pennello a setole sia un pennello a spugna, per cui li proviamo entrambi e vediamo se si appiccicano. Con il pennello a setole questo è quello che si raccoglie. E questo sarebbe un leggero, per essersi appiccicati dei brillantini si sono appiccicati. Provo a passarci sopra direttamente con quello a spugnetta. Con quello a spugnetta, forse sono sparita dall'inquadratura, e dovete fare attenzione, dovete pressare, perché se strascinate, spostate i glitter, perché sono glitter pressati, per cui non mi piace l'effetto che ho visto trascinandoli, per cui pressate così. Avete visto che ne ho persi un pezzo, ma ho i miei dubbi che si appiccichi qualcosa. Qualcosa si è appiccicato. Sono riuscita anche a depositare un po' di brillantini, il resto adesso lo faccio con le dita. Questo è il colore più chiaro, quello bianco io lo chiamo, però prendendoli con le dita sentite che hanno spessore tipo glitter, però qui sugli occhi, che li ho già messi qui davanti, non sento niente. Adesso passo da questo lato, vedete che ho preso anche i glitter, quelli più grossi, e questo sarebbe, vediamo se stanno appiccicati, specialmente questi
questi più grossi, perché infatti questa texture ha glitter piccolini e glitter più grossi, e questo sarebbe il risultato con il colore più chiaro, il bianco. Ne ho presi un altro po', spero di non esagerare con l'applicazione, e questo sarebbe l'effetto di questi glitter. Beh, io vi devo dire che questo colore bianco, a parte che io ho la palpebra che si chiude da sola, ma potrei tranquillamente utilizzarli anche di giorno, perché un conto è vedere proprio il trucco completo, un conto è avere un po' la palpebra che si chiude, per cui perde luminosità, perde tutto, perché ho visto dei video che questi glitter li considerano da utilizzare alla sera per fare serate. Io sinceramente, messi così sulla mia forma d'occhio, non mi dispiacciono neanche da giorno. Passiamo all'altro colore, il rosso. Questi sono il rosso, non so se si noti, qui sembra quasi, no, si nota, mi sembrava quasi bianco, e lo appiccico da quest'altra parte. L'unico punto che vado male è qui al centro qui dell'occhio. Ci rifaccio un'altra passata. Come vedete io non li strascino, li appoggio picchietto proprio, lentamente, e in questo momento non mi vedo di aver fatto neanche fallout con nessuno dei due. Li prendo con il pennellino per fare l'angolino qui interno, e anche in questo caso picchietto. Ecco messi queste due colorazioni. Io in questo caso mi sono fatta un po' di profondità dell'occhio utilizzando una palette di contouring, ma niente vi vieta di utilizzare una palette di ombretti sul marroncino o su qualsiasi colore che vi ispira la fantasia. Io in questo momento ve li ho presentati così. Comunque qui c'è il bianco e qui c'è quello che sembra rosso rosa, e questi qui sarebbero i due glitterozzi appiccicati. Metto il mascara e torno. Mi stavo mettendo il mascara, infatti quest'occhio l'ho quasi messo, che mi sono accorta che mi stavo dimenticando di utilizzare il Cupiraros nero. Allora volevo metterlo nella riga qui interna e anche fare una riga di eyeliner sopra. Beh, qui l'ho messo alla meno peggio perché vado male farlo con una mano sola. Comunque questo più o meno sarebbe il risultato, poi me lo aggiusto fuori telecamera riuscendo ad utilizzare tutte e due le mani. Adesso prendo questo e provo facendo sempre a punta fine, e lo metto anche qui sopra. Comunque questo più o meno sarebbe il risultato, aggiusto un po' il tiro di questo Cupiraros nero, cioè sto tentando di fare qualcosa di decente con una mano sola, e questo più o meno sarebbe il risultato. L'altro occhio lo faccio fuori telecamera. Questo sarebbe il risultato con il Cupiraros che nero, che ci ho fatto il contorno dell'occhio. Metto il mascara, questa volta lo metto per davvero e poi torno. Ed eccomi qui con un mascara messo. Vi dico che il mascara di Nabla a me piace, l'ho utilizzato. In questo momento ho utilizzato un altro mascara che poi vi faccio vedere, perché quello di Nabla è il Pleasure Measure, qualcosa del genere come nome, tanto ne hanno uno solo sul sito. Se guardate il marchio Nabla c'è un solo mascara, però io l'ho finito, non mi scrive più, e visto che sono usciti in questo momento gli altri mascara, in questo momento ne ho utilizzato un altro. Comunque questo qui è il risultato con questi brillantini glitter. Vi devo dire che a me mi piace, mi sta veramente. Togliamo il cerchietto che mi serve di solito solo per tenere i capelli mentre mi trucco. E allora vi stavo parlando del mascara.
nulla togliendo a quello di Nabla. In questo caso ho voluto provare il Legit Lasher di Huda Beauty. Questo sarebbe il nome, quello che ha due scovolini, c'ha la parte volumizzante che sarebbe con questo tipo di scovolino, mentre la parte curvante che sarebbe con questo tipo di scovolino. In questo caso li ho utilizzati entrambi, prima il volume e dopo il curvante. Vi devo dire che per una questione di abitudine è molto grosso come da tenere in mano lo scovolino, che sono abituata ad avere ad altri mascara che sono più piccini. Però come effetto vi devo dire che fa delle belle ciglia pompose. Sulle labbra, restando sempre in tema Nabla, ho utilizzato il rossetto Platinum, questo qui uscito con la collezione precedente, e questo qui sarebbe il risultato di questi occhi. Io vi devo dire che adesso che me li sono messi addosso mi piacciono entrambi. A me non fanno problemi ad uscire anche di giorno così, perché veramente ho guardato giù perché mi stavo guardando sullo specchio, veramente mi sta piacendo l'effetto di queste prime due colorazioni. Nella prossima clip utilizzeremo i due colori più scuri. Prima di passare alla prossima clip con gli altri due glitter, volevo farvi vedere questo risultato. Mi sono preparata, la clip precedente l'ho registrata alle 4:30 più o meno del pomeriggio, 4:30, 5. Adesso sono le 8 di sera e questo è il risultato. Qui mi si è un po' stampato, che credo che sia il mascara che si è un po' stampato qui sopra. Comunque sto registrando questa clip perché i glitter di solito mi si stampano tantissimo qui sopra, proprio tenendo l'occhio così normale, quello che ci ho messo qui si stampa qui, e volevo farvi vedere che in questo caso sì, si è un po' stampato, ma non qualcosa di eccessivo, per cui tenete conto che dalle 5, 6, 7, 8 sono 3 ore che sono truccata, e questo è ancora il risultato. Aspettate, Cupid's Arrows l'ho letto. Anche qui la riga interna che ci ho fatto è ancora bella presente, non ha sbavato, io non ci ho messo niente, ho messo direttamente questo qui, non l'ho fissato con polvere, con chissà cosa, l'ho solamente messo e fatto il contorno degli occhi, e questo è ancora il risultato dopo 3 ore, a parte la sbavatura qui di mascara, perché stando così queste punte toccano qui e ha un po' sporcato. Comunque volevo farvi vedere questi glitter che non si sono veramente mossi. Fallout non ne ho, anche se sono passate ore, non è caduto niente, i glitter sono ancora appiccicati, così volevo dirvi che per questo primo esperimento, diciamo, che in cui li ho usati, ottimo come prodotto glitter. Ok, adesso penso proprio che nella prossima clip ci saranno gli altri due glitter. Ed eccoci qui per l'ultima clip di come io utilizzo questi glitter, e adesso mettiamo su un occhio questi colori più scuri, su un occhio il violaceo e su un occhio il marroncino. Inizio dal violaceo, questa è la colorazione, e inizio con le dita. E come base ho fatto la stessa base della clip precedente, ho fatto il stesso lavoro che ho fatto sulla clip precedente, utilizzando la palette, questa qui per contouring, come profondità dell'occhio, e poi ho messo il Cupid Arrows, questo qui della collezione Platinum, che non so, cioè è vendibile anche singolarmente se tornano disponibili. Volevo vedere se aveva un numero, qui c'è scritto un hashtag 1, forse è il numero 1, sì è il numero 1 perché il nero c'è scritto numero 4,
e comunque vedete che qui l'ho messo con le dita senza strascinare, giusto picchiettando, e rimane tutto lì. Ripeto l'operazione qui, giusto per dare un tocco più di intensità. Credo che per maggiore visibilità di questi glitter sia meglio farsi 2 passate di questi glitter anche con le dita, e questo sarebbe un po' sparsi questi glitter. Adesso sull'angolo interno lo aggiusto con il pennello. Dalla clip precedente mi sono accorta che mi trovo meglio con il pennellino a setole. Qui ne ho presi abbastanza e li picchietto qui all'inizio, qui come punto luce dell'occhio. Forse ne ho presi anche troppo, vedete che vi avevo fatto vedere che sul pennello ce ne avevo abbastanza, e vedete che come li ho messi si vede rispetto a qui si vedono di più che ci sono. Per portare un po' di armonia nel tutto, provo con il pennello, qui me ne è andato uno sulle ciglia, provo con il pennello qui all'inizio a picchiettarne degli altri. Ed ecco questo violaceo messo, che qui mi sa che è caduto qualcosa perché mi vedo brillare qui. Prendo quelli marroncini e faccio lo stesso lavoro, li picchietto. Faccio anche in questo caso la seconda passata. Ed ecco anche messi questi. Aggiusto come nel precedente occhio l'inizio con il pennellino, giusto per essere più precisina qui nell'angolino, ed ecco fatto anche l'occhio del marrone. E queste sono le altre 2 tonalità di questi glitter molto luminosi. A me piacciono moltissimo. Poi in questo periodo estivo e anche in questo periodo che portando la mascherina dobbiamo accentuare gli occhi, diciamo che questa è una bella soluzione estiva e anche autunnale, perché no? Perché anche questi colori credo che possano andare bene anche per l'autunno, se dobbiamo continuare a portare la mascherina. Faccio il contorno d'occhio con il nero come nella clip precedente, metto il mascara rossetto e torno. Ed ecco anche questi 2 occhi fatti. Vi devo dire che però con questi 2 colori un po' di brillantini penso che li vediate mi è caduto. Non so se sia perché sia col pennello che con le dita ne ho presi troppi, visto che nella clip precedente non mi era caduto niente, per cui non so se sia anche un discorso di quanti se ne prendano per l'applicazione. E questo qui comunque è il risultato. Un'altra cosa volevo dirvi, che questo Cupid Arrows qui sopra dove ci sono i glitter, come vedete scrive, perché mi è venuto il dubbio che altre matite, specialmente le classiche matite, che abbiano dei problemi da scrivere, oppure i classici eyeliner in feltro, quelli in penna che ci sono adesso. Mi è venuto il dubbio se scrivano qui sopra oppure no, specialmente dove ci sono i glitter. Comunque questo Cupid Arrows ha scritto benissimo anche sopra i glitter. Mi allontano l'immagine, vi ho fatto ballare. E come mascara ho utilizzato lo stesso della clip precedente, questo qui nuovo di Huda Beauty, rossetto quello platinum sempre di Nabla, e questo sarebbe il risultato con gli ultimi due glitter, anche perché ce ne sono solamente 4, però sinceramente continuo a ripeterlo, per me sono fatti bene. Anche in questo periodo, se abbiamo qui la mascherina e messi gli occhi così, per me credo che sia un lavoro fatto bene. Ok,
Ci vediamo nella clip precedente con gli swatch, considerazioni finali e i saluti. Ed eccoci qui per le considerazioni finali. Che vi devo dire, questa palette, penso che l'abbiate capito, ero un po' in dubbio se prenderla oppure no, ma adesso che l'ho presa mi piace veramente. Sono soddisfatta del tipo di texture che sono questi glitter. Avevo paura che facessero troppa luce, che mi annoiassero come glitter, invece e anche avevo paura che non stassero fermi. Sinceramente avete visto durante il video che vi ho fatto anche la clip dopo 3 ore che li avevo addosso e stanno lì, non si muovono. Non so se sia l'effetto perché ci ho messo questo, non so se sia l'effetto che devono stare lì, comunque sono stati fermi. E io adesso vi faccio, giusto per cronaca di video, vi faccio gli swatch sia del Cupi Aros, questo nero, che delle 4 cialdine. E dopo avervi fatto vedere gli swatch in foto di questi 5 prodotti, diciamo, perché sono 4 glitter e un Cupi Aros, e io non saprei che altro aggiungere. Aggiungo solo, anche se non è riferito ai prodotti di Nabla, che questo mascara qui adesso lo devo provare nei prossimi giorni, continuerò a provarlo per vedere se continua a farmi l'effetto di macchiarmi la palpebra superiore, perché vi devo dire che altri mascara non mi fanno questo scherzetto di macchiarmi. Questo, come avete visto nella clip che vi avevo fatto vedere delle 3 ore, mi aveva un po' macchiato. Adesso lo provo nei prossimi giorni e vedo se mi macchia ancora o cosa. Però se macchia mi diventa un nì, perché vi assicuro che altri mascara, Nabla, Lancôme, Sephora, Pat McGrath, sono tutti mascara che non mi hanno mai macchiato la palpebra superiore. Io spero che sia stato un caso isolato e che non succeda più, altrimenti ci devo dare la colpa alla formula di questo mascara che mi macchia. Comunque lo vedrete anche durante i vlog, se eventualmente lo porto durante la settimana, vedo se mi macchia oppure no. Ok, io adesso per questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!